Bentornati e bentrovati a Storie. Siamo alla fine della grande letteratura greca arcaica e alla fine di questa grande parentesi dedicata alla letteratura greca arcaica, soprattutto alla poesia che viene dopo Omero ed Esiago, troviamo l'ultimo grande autore della letteratura, che è Bacchilide. Bacchilide è un autore molto particolare perché, come tanti autori di quest'epoca, lavora su commissione, ma lavora su commissione indipendentemente da chi gli commissiona le cose. Quindi Bacchilide non ha un criterio etico con cui sceglie i propri committenti, ma decide semplicemente di lavorare e di produrre epinici, canti di vittoria per tutti coloro che vincevano qualcosa e che volevano essere riconosciuti con un poema pubblico. C'era un po' questa moda del fatto che se tu vincevi qualcosa e non avevi qualcuno che cantava questa vittoria, la tua vittoria era un po' come nulla. Ecco, Bacchilide è colui che veniva chiamato per cantare su commissione la vittoria in una determinata disciplina sportiva o in una determinata battaglia. Eppure dentro questo Bacchilide fa qualcosa di interessantissimo e lo vediamo in un ritrovamento. Bacchilide non è stato considerato per moltissimo tempo proprio perché si riteneva fosse un commerciale, diremmo noi, cioè uno molto dedicato al guadagno. Eppure nel 1896 sono stati ritrovati tutta una serie di epinici, ce ne sono due in particolare molto interessanti, che sono dedicati per l'appunto a un ricco magnate che aveva la capacità e la forza politica di andare spesso a Delfi, a offrire al santuario di Delfi imponenti sacrifici. E lui vuole che si canti il fatto che lui era così ricco che poteva andare spesso a Delfi, questo santuario che si trovava nel nord della Grecia, per poter offrire imponenti sacrifici. E Bacchilide lo canta, fa il suo lavoro, fa la sua commissione, ma in questi due pinici dedicati proprio a questo grande magnate, ecco che Bacchilide fa emergere un modo diverso di raccontare le cose. Il primo pinicio racconta la storia di Creso. Creso era un mitico re della Lidia che aveva grandi capacità, era colui che era ricchissimo, colui che era felicissimo. Ebbene, lui ricchissimo, lui felicissimo, secondo la tradizione, in realtà poi si trova spogliato di tutto per tutta una serie di circostanze e condannato a vivere in un fuoco eterno. Bene, a un certo punto, proprio perché Creso aveva fatto del bene, Zeus fa smettere il fuoco sotto di lui, fa smettere la sua punizione con un'abbondante pioggia. E qui Bacchilide è come se dicesse, vedi, quello che in qualche modo c'è da trattenere di te non è il fatto che hai tanti soldi, quello che c'è da trattenere di te è che tu usi questi soldi per la pietà. E questo si vede anche nell'altra pinice importante, dove ci è raccontata la storia di Eracle che incontra Meleagro. Meleagro è un eroe greco, anche lui, che aveva fatto una bruttissima fine a causa del fatto che la madre stessa l'aveva condannato ad una morte piena di sofferenze. E Meleagro nell'Ade racconta ad Eracle questa sua morte, che non è stata così negativa, perché dopo quella morte lui ha potuto riscoprire nella nuova vita dopo la morte tutto il bene che aveva fatto. Ed è come se anche qui ci fosse dietro una poesia al contrario, per celebrare questo ricco magnate che fa sacrifici al santuario di Delfi, per celebrare Ierone, questo è il nome del ricco magnate. Ecco, Bacchilide cosa fa? Bacchilide racconta storie di persone che l'hanno scampata bella o hanno vissuto un momento di positività in stretta connessione a che cosa? In stretta connessione alla loro pietà. Per Bacchilide l'uomo greco è l'uomo che è capace di pietà, è l'uomo quindi che è capace di fare delle cose che vanno al di là del guadagno del contingente. È un po' in contrasto con quello che lui stesso fa. Lui è uno che vive di guadagno, vive di contingente, eppure elogia ciò che va contro il guadagno e contro il contingente. Sembra un'apparente incoerenza, ma vedremo domani sera che non è così.